Se mi consente una cosa, Prego, qua più che mancare la durezza della pena, manca la certezza della pena, la certezza del diritto. In uno Stato fallito manca la certezza del diritto. Non è possibile che se uno mi entra in casa non posso neanche difendermi. Oppure, come dice la legge, la difesa deve essere proporzionale all'offesa. Mi viene da ridere quando sento queste cose. Cioè, entra il ladro, devo chiedergli, scusa, hai una pistola o un coltello? Perché devo difendermi. Allora, se hai la pistola, mi prendo la pistola, se no mi prendo il coltello. Posso vedere se è una pistola vera o una pistola finta? No, ma veramente una cosa che fa ridere. Io ho tanti amici tra i carabinieri, sono delle persone straordinarie che rischiano la pelle poi per poco più di 1.000 euro al mese. Invece tanti magistrati e giudici, specialmente i giudici di alto livello che hanno stipendi da 400.000 euro, che cosa fanno poi? Appena viene incarcerata una persona, attenuanti generiche, eccetera, che si è comportato bene e lo lasciano fuori dopo 2 giorni. Questo dà fastidio, penso, alle forze dell'ordine. Questo è il problema principale di questo Paese. È inutile che uno rischia la vita per mettere in galera un delinquente e il giorno dopo il giudice lo lascia perché non ci sono i presupposti. Ma dai, è uno Stato che veramente o ci sono delle leggi sfilacciate che consentono al magistrato ma evidentemente, allora, leggi ce ne sono tantissime, perché questo è uno Stato che affastella leggi su leggi. Il fatto è che non viene, il diritto manca. Non c'è la certezza del diritto, non c'è la certezza della pena. Ci sono leggi che giustificano altre leggi. Abbiamo lo Stato che ha più leggi al mondo. Non so se hanno passato le concordi su questo, però ad esempio il reato che a me dà più fastidio proprio come uomo è quello dello stupro. L'altro ieri ma chiaro che non è un reato da penalizzare. No, ascoltami, sì, ma stavo finendo. L'altro ieri ho letto di uno stupratore che si è tenuto in casa una ragazza 6 mesi e tempo addietro, 5-6 anni prima, era stato in carcere per lo stesso reato. Perché era fuori sto qua? Perché non l'hanno castrato? Di quella persona, ma vedi, non lo so, ma non è depenalizzato. Stiamo parlando di Voi fate un calderone, sembrate la strega meglio. Allora, io non sto facendo nessun calderone, non ho detto che i reati sono stati depenalizzati, eccetera, l'ha detto la signora e non io. Allora mettiamo ordine intanto, se vogliamo mettere i puntini sulle i. Benissimo. Io ho detto che anche nel caso di un reato di stupro, che è la violenza massima che un uomo può fare sulla donna e dovrebbe essere cancellato, per me dovrebbe esserci la pena di morte, questo qui dopo poco tempo era fuori. Perché? Che cosa è servito allora? Che cosa serve la deterrenza? Che cosa serve il carcere? A un bel nulla, perché c'è uno Stato fallito dove non c'è la certezza del diritto e della pena. Tempo addietro la polizia di Verona non aveva i soldi per fare benzina alle auto. Allora, cos'è questo l'esempio? È l'esempio dello Stato italiano? Andiamo a vedere il Veneto, ma perdonami. Dov'è? Allora dov'è noi guardiamo casa nostra. Cioè, io per primo guardo casa nostra, però voglio dire, l'esempio dov'è? Dall'alto? Perché le forze dell'ordine sono comunque dello Stato, non ne sono della Regione. No, allora, scusate, sicuramente in un'azione veneta questo non accadrebbe mai. Quello che possiamo e fare va modificata anche la cultura civica. Oggi le vere carceri sono diventati gli appartamenti degli anziani, che sono costretti a montare le porte blindate in camera da letto. Ho un amico che fa serramenti e dico, non le montano più all'esterno, perché almeno dicono, entrano, rubano quello che devono rubare, però non vengono a tormentarci in camera. L'assurdo dell'assurdo, perché? Perché non c'è la certezza della pena, andiamo sempre e ritorniamo sempre sullo stesso argomento. Uno viene a rubare, il giorno dopo è fuori, tranquillamente, perché tanto le attenuanti, povero, la società l'ha abbandonato, le solite... Ha messo i cartelli con le ronde di quartiere, c'è chi ha messo le telecamere. Insomma, ma tutto questo alla fine non mi sembra in grado di arginare in maniera significativa questo fenomeno, no? Cioè, purtroppo prendiamo atto che non... Ma anche nelle forze dell'ordine, quante ne abbiamo in ufficio e quante ne abbiamo operativi sul territorio? Prima cosa. Secondo luogo, se io sono un carabiniere che guadagno poco più di 1.000 euro al mese, ma devo proprio rischiare la vita per poi vedere quello che arresto fuori il giorno dopo, cioè è sempre questo il discorso. Lo stimolo qual è? Ma per carità, che rubi e poi magari domani lo prendiamo. No. Però devono stare in carcere quando uno fa un reato. Devi sapere che se vai a rubare vai in carcere 10 anni, se invece fai un reato e poi esci dopo 2 giorni, lo fai anche il giorno dopo, lo ripeti sempre perché tanto sai che qui non lo fai. Perché, senza screditare la Romania,
tanti rumeni dove c'era anche l'intervista e i post che hanno pubblicato le interviste, rubo in Italia perché tanto qui non mi succede niente. Se rubano nel loro paese non escono più di galera, ma basta una volta. Sono anche tante truffe che sono mascherati anche da tecnici dell'Enel, entrano nelle case con la tutina arancione, no? Con il simboletto dell'Enel. Fanno la finta. Gli anziani vanno tutelati anche sotto questo profilo. C'è una tipologia di delinquente che invece entra anche quando tu sei. Se non erro, il ministro Alfano ha detto che 100.000 immigrati sono sfuggiti al controllo delle forze dell'ordine, non sappiamo nemmeno dove siano. Cioè, questo governo qua che cosa ha fatto per l'immigrazione? Veramente facciamo ridere con l'operazione Mare Nostrum e quant'altro. Non riusciamo a controllare le persone che arrivano, non riusciamo a dar loro un lavoro anche perché non ce n'è neanche per noi e continuiamo sempre a importare gente che in preda alla disperazione, poi se io non ho da mangiare cosa vado a fare? La prima cosa che faccio vado a rubare. Anche questo è un problema dove è inesistente l'Europa in primis, che è la prima colpevole, e l'Italia che evidentemente come ruolo da Cenerentola che ha non riesce a battere i pugni e dire guardate che noi subiamo sempre immigrazioni. La soluzione invece che avrei io è sicuramente opposta a quella che ha proposto il signor Piva, perché andiamo invece a creare lavoro in quelle zone dove la gente se ne va, che l'Europa è piena di soldi, andate a investire là invece di portare via tutte le risorse ai paesi deboli e sono costretti a scappare, invece di creare e di alimentare guerre su guerre. Anche questo, scusate, ai confini tra la provincia di Padova e la provincia di Vicenza. Questo Joy Formaggio è diventato anche, è andato anche sui media nazionali proprio perché è stato uno dei primi a portare la solidarietà a Stacchio e ha fatto anche le magliette io sono Stacchio. Comunque uno deve difendersi, non dico che deve ammazzarli, magari una bella fucilata però sul culetto. Però guarda che poi non c'è limite, cioè si rischia di creare un'escalation che arriva al sistema anche americano dove ognuno si fa giustizia. Però permettimi che allora se tu vieni a rubare a casa mia e devo anche subire i maltrattamenti come sta signora, io sono più per la seconda ipotesi, se dobbiamo estremizzare le due. Io sono per uno Stato che funzioni, che li prenda. Ma allora se nello Stato sbagliato, forse quando faremo lo Stato Veneto, allora sì. Patire. Allora, quando faremo la nazione Veneta, la Repubblica Veneta, allora può darsi. Un aneddoto che è successo a un amico di mio padre. Si è trovato in casa qualche anno fa 2 bambini di provenienza nomade e stavano rubando, li ha rinchiusi a chiave. Bene, lo sapete cosa è successo? Sequestro di persona, 5 anni di processi, non so quanti soldi abbia pagato. Anche su questo, cioè anche applicando il buon senso, se vogliamo, perché ha detto mica posso picchiare dei bambini, chiudo e chiamo i carabinieri, la cosa peggiore che potesse fare. Cioè, come dobbiamo difenderci? Ce lo dice questo governo? Io credo proprio di no. Non ha nessuna idea. Anche quelli di prima ce l'hanno detto, sai, cioè te lo garantisco. Ma per carità, ma allora hai ragione, lo Stato italiano che è fallito in tutto. Questo governo sta portando via 20 materie di competenza regionale, tra le altre cose, è il più accentratore di sempre. Allora che cosa resta agli enti locali? No, il fatto che ci sia, guardi, il fatto che ci sia, a me purtroppo, lo dico e lo ribadisco, il fatto che ci sia Zaia o che ci sarà Moretti cambierà poco. Io spero ci sia Alessio Morosi, perché non hanno più nulla, ma perché non resta più nulla a gestire? Ci sono le briciole delle briciole, i trasferimenti comuni, l'ha detto lei prima, non ci sono più. Che cosa vogliamo dire chiedere agli enti locali? Dateci qualcosa che non potete darci. Guardi, Favero, è scontato che per chi è per l'indipendenza la soluzione è l'indipendenza, questo ma è su un dato di fatto reale. Ma per carità, da 20 anni a questa parte stiamo solamente peggiorando. C'è un articolo 116 della Costituzione vigente, che non serve trasformarlo, che consente di dare un diverso livello di autonomia alle regioni. E lo sai come le regioni vanno a chiederlo. Scusami, lo sai come passa questo? Con la maggioranza qualificata del 75% c'è andato il Veneto a contrattarlo. Ma secondo te? Ma come no? Questo adesso è un altro tema. Come no? Quindi andiamo a contrattare un diverso livello di la Commissione Affari Costituzionali. Sei mal informato, non passerà mai l'autonomia. Non stiamo parlando di referendum, stiamo parlando dell'autonomia. Il tuo Parlamento ha informo che devo dare la linea al TG Veneto. Il tuo Parlamento ha bocciato l'autonomia, sei mal informato. Michele Favero per Indipendenza Veneta.